Sicuramente saremo lì tutti ad accoglierla, io per primo, quando rientrerà e siamo fiduciosi che rientrerà presto. Mogliano è pronta a riabbracciare e a festeggiare il ritorno a casa di Marta Novello, la 26enne di Marocco accoltellata lunedì pomeriggio in via Marignana. Il sindaco Davide Bortolato si è sentito anche ieri con la famiglia sotto shock ma fiduciosa di riportare presto la figlia a Marocco. Lunedì dovrebbe lasciare la terapia intensiva, il percorso verso la completa guarigione non sarà né breve né semplice, ma la ragazza, sostenuta da familiari e amici, sta dimostrando tutto il suo carattere. Per lei a Mogliano si continua a pregare, a esporre dei lumini alla finestra. È una città attonita, sgomenta, incredula per quanto accaduto e poi questa incredulità si è trasformata in un abbraccio nei confronti della famiglia di Marta e in una solidarietà verso Marta. Marta fortunatamente si è risvegliata, sta guarendo velocemente, sta dimostrando tutta la sua forza. Il sindaco annuncia di voler rintracciare e premiare anche i due operai che l'hanno soccorsa per primi, trattenendo il quindicenne che la stava colpendo con il coltello e impedendo con tutta probabilità che la uccidesse. Il ragazzo rimane in carcere al minorile di Treviso con le pesanti accuse di tentato omicidio e rapina, entrambe aggravate dall'efferatezza. L'uso del coltello da cucina, una lama di 10 centimetri, le 23 coltellate inferte, tanto da venire bloccato mentre ancora la stava colpendo, riversa nel fossato. Ha risposto alle domande del giudice il quindicenne, affiancato dall'avvocato Matteo Scussat. Le indagini dei carabinieri proseguiranno, familiari e amici sono stati sentiti in caserma, telefono e computer sono sotto esame degli investigatori per capire a cosa gli servissero i soldi che cercava al punto da aggredire una sconosciuta per strada.